Al via il nuovo anno scolastico. Per la prima campanella ci siamo recati in 2 istituti di Agrigento. Successo per i giochi senza barriere. Torri gemelle 22 anni dopo, con i vigili del fuoco uccisi nel frattempo dai fumi tossici. Tanti i premiati volti noti della televisione. Per l'Acragas con il Licata si registra una brutta pagina da dimenticare presto. Vince invece il Pro Favara. Benvenuti su TVA Notizie. Apriamo il telegiornale con l'inizio del nuovo anno scolastico. Arturo Cantella è stato in 2 istituti di Agrigento. Il liceo classico e musicale Empedocle oggi al via col nuovo anno scolastico con un'accoglienza un po' particolare. Ne parliamo con la dirigente scolastica Gatto. Sì, ecco, oggi iniziamo ufficialmente il nuovo anno scolastico 2023-2024 con una cerimonia molto significativa che è la cerimonia dell'accoglienza. Accoglieremo infatti gli studenti delle classi quarte ginnasiali e prime musicali, cioè i primi ragazzi che arrivano dalla terza media e approdano appunto in questo nuovo percorso, diciamo noi, in questa nuova avventura sotto lo sguardo dei classici. Sarà una cerimonia intensa anche di emozioni perché i ragazzi saranno accompagnati dai loro genitori in questo passaggio del testimone da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado. Saranno chiamati per nome, sarà presentato loro il consiglio di classe, sarà consegnato anche un gadget che la scuola appunto ha preparato e in questo modo cerchiamo anche di, come dire, vincere l'imbarazzo, vincere il batticuore, che però è giusto che ci sia perché inizia una nuova tappa importantissima della loro vita e quindi siamo tutti qui pronti per accoglierli. Abbiamo preparato la palestra scoperta per l'occasione, tutto il personale ATE, il DSGA, tutti i docenti hanno lavorato alacremente e di questo chiaramente ringrazio tutti perché il sintomo è il segno di una comunità viva, vera, una comunità educante che vuole essere sempre più presente sul territorio, onorando la sua storia, la sua gloriosa storia molto antica come ben sapete, ma anche proiettandosi verso il futuro. Quindi un'accoglienza musicale con la musica? Sì, ci sarà anche un'accoglienza musicale molto significativa perché sarà presente la banda del nostro liceo, del liceo classico e musicale Empedocle, che già l'anno scorso si è distinta in numerose manifestazioni. Anche lì un ringraziamento particolare va al professore Farrugia che ha curato in maniera egregia e sta continuando a farlo con la collaborazione naturalmente di tutti i docenti perché possa continuare ad essere un fiore all'occhiello non solo per la nostra scuola ma anche per tutto il territorio agrigentino. Come si affronta anche da un punto di vista didattico? Ci sono nuove novità che arrivano dal Ministero per gli indirizzi che avete o no? Sì, assolutamente. Intanto abbiamo la presenza della nuova figura che la normativa introduce, del tutor e dell'orientatore. Saranno appunto dei docenti che già sono stati individuati presso la nostra scuola che accompagneranno gli studenti fin dal primo biennio. Quindi in un certo senso abbiamo sempre pensato che l'orientamento fosse soltanto in entrata o in uscita. Adesso invece si capisce chiaramente che l'orientamento è un'esperienza permanente e continua, proprio perché i ragazzi devono essere sempre accompagnati, motivati ma anche rimotivati qualora dovessero perdere strada facendo la loro motivazione e fare quindi sempre scelte consapevoli che possano contrastare la dispersione, l'abbandono ma anche il fallimento scolastico. Abbiamo visto che sono state introdotte proprio nuove norme per ciò che riguarda l'abbandono scolastico, coinvolge le famiglie, insomma. La dispersione è forse uno dei punti essenziali del nostro Ministero perché crede fermamente che dopo la pandemia sia necessario quanto più stare vicino ai nostri ragazzi e quindi poter in qualche modo superare quelle fragilità che li hanno contraddistinti emotivamente, psicologicamente, interiormente, non solo didatticamente, appunto a causa dell'emergenza epidemiologica che tutti noi abbiamo
abbiamo vissuto. Quindi una scuola che vuole essere vicina ai propri studenti, non solo da un punto di vista didattico, ma da un punto di vista anche socio-affettivo, socio-comportamentale, emotivo, perché sono tutte abilità, le abilità emozionali che non possono essere trascurate. Insomma, il ruolo della scuola è sempre importante, Primario, significativo, di grande responsabilità. La scuola si apre chiaramente al territorio, ma ha bisogno anche del territorio, nel senso che chiede sempre la collaborazione delle famiglie che non debbano essere soltanto interessate all'aspetto didattico, per carità imprescindibile, ma anche ad un aspetto emotivo che va certamente evidenziato. Quando i ragazzi manifestano qualche disagio e già i genitori se ne accorgono, per esempio le assenze, il non voler studiare, il non voler andare a scuola, il non frequentare i compagni, stare sempre chini sul cellulare, ebbene sono tutti segnali di allarme e la scuola vuole anche coglierli, grazie anche al loro aiuto, per poterli risolvere. Certamente non siamo esperti in psicologia, però cerchiamo in qualche modo, anche con vari corsi di formazione, di poter muoverci in tal senso. Non possiamo dire che il ruolo dell'insegnante si possa limitare solo alla spiegazione e alla trasmissione didattica di contenuti. Per il resto, dico, la struttura è a posto, i docenti sono al completo? Sì, i docenti quest'anno devo dire sono al completo, giusto manca qualche spezzone di ora, però il lavoro del provveditorato, quindi ufficio scolastico provinciale, è stato alacre e anche tempestivo, quindi possiamo dire che stiamo cominciando l'anno scolastico in maniera serena. Permane sempre il problema delle strutture, perché come voi sapete il liceo classico non ha, diciamo, grandi problemi, essendo ospitato da sempre in questa sede storica, e poi il ginnasio in via Diodoro, mentre purtroppo per quanto riguarda il liceo musicale siamo ancora ospiti dell'Equa e del Brunelleschi, quindi abbiamo 4 classi al Brunelleschi e le restanti all'Equa, non troviamo ancora una nostra collocazione, quindi sì, se anche da questo spazio che lei mi sta dando io lancio ancora un appello perché ci possa essere data una sede unica per il liceo musicale, che merita. Dovrebbero essere insonorizzate le aule, dovrebbero essere resi sempre più fruibili i laboratori musicali. Il liceo musicale fa tanto, però non ha la struttura idonea per ciò che è veramente la sua vocazione e la sua missione, e i ragazzi ne soffrono. Per non parlare poi dei problemi dei trasporti, perché i ragazzi del liceo musicale fanno lezione fino alle ore 18 e seppure è garantito il trasporto fino alle 14, molto spesso non lo è nel pomeriggio. Ricordiamo che siamo in contrada Calcarelle, che è abbastanza periferica, quindi sicuramente questa è una criticità importante che va risolta il prima possibile. Inizia oggi all'Istituto Rita Levi Montalcini il nuovo anno scolastico con l'accoglienza, un anno sicuramente ricco e intenso di programmi. Buongiorno, sono la vicepresidente Maria Rosa Posante. In questo momento sto sostituendo il mio dirigente perché è impegnato in altre accanicati per esami di Stato, sessione suppletiva. Oggi cominciamo, il giorno 11, abbiamo anticipato 2 giornate. Iniziamo con l'accoglienza dei nuovi ingressi, sia nella scuola media, nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia. Invece da domani, giorno 12, entreranno tutte le classi dell'istituto. Quindi l'orario sarà ridotto in questo momento, dalle 8 alle 11. Insomma, siamo ormai pronti per questa nuova avventura che ci coinvolgerà tutti i docenti, alunni, collaboratori scolastici, un po' tutto il personale della scuola. Ricordiamo che voi avete tanti plessi che gestite, no? Sì, questo è sempre, si ripropone ogni anno affrontare queste varie problematicità che interessano gli 8 plessi che abbiamo dislocati nel vario territorio qua di... Ci sono state difficoltà quest'anno nel avvio dell'anno scolastico, anche a livello docente, personale ATA? No, diciamo che in questo momento siamo al completo, questo è al completo. C'è qualche docente ma titolare che è assente, quindi provvederemo alla sostituzione, ma tutto il personale è stato assegnato nei tempi dovuti. C'è stato qualche cambiamento a livello normativo nel nuovo anno? Tutto procede regolarmente? Almeno al momento penso di sì. Non so, io sentivo qualcosa riguardo il Covid, non so le nuove direttive cosa prevederanno. È prevista un'accoglienza stamattina, cosa fate? Sì, in ogni plesso stiamo organizzando l'accoglienza, quindi qua per la scuola media, nella scuola primaria, ogni plesso si è organizzato in maniera autonoma.
Ok, buon anno allora. Grazie agli alunni e ai nuovi ingressi soprattutto che vivranno questa nuova esperienza. Grazie. Successo a Favara per la manifestazione Giochi senza barriere, un interessante evento che ha seguito per noi Giuseppe Moscato. Partecipazione, condivisione, sinergia e soprattutto voglia di stare insieme, coinvolti in un'unica grande festa. È stato un successo Giochi senza barriere, la manifestazione dedicata a tutti i diversamente abili, all'insegna del divertimento e della solidarietà, promossa dalle associazioni in festa. Per tutto il pomeriggio di ieri in piazza Cavour a Favara c'è stato un tripudio di musica, giochi, colori che ha coinvolto tutta la città, con la partecipazione non solo delle associazioni che si occupano dei diversamente abili e delle loro famiglie, ma anche di associazioni, centri culturali e semplici cittadini che hanno sposato e condiviso le nobili finalità della manifestazione. Madrina di Giochi senza barriere Nadia Lauricella, la ragazza diversamente abile che porta avanti da anni le tematiche dell'inclusione e dell'abbattimento di tutte le barriere fisiche e soprattutto culturali. Giochi senza barriere nasce infatti dall'esigenza di dare voce alla sempre più crescente richiesta di socializzazione ed integrazione che proviene dalle persone con disabilità e non solo. L'obiettivo è quello di sconfiggere i pregiudizi e abbattere le barriere culturali, promuovendo un approccio empatico ed inclusivo verso il variegato e sorprendente mondo della disabilità. Quest'anno l'evento è dedicato al tema sport e disabilità, ma sentiamo i protagonisti. Sì, devo dire che le associazioni in festa che sono nate nel lontano 2015, questa è la sesta edizione, con l'interruzione del Covid abbiamo ripreso con grande successo e la soddisfazione nostra è che il messaggio che stiamo mandando arriva diretto alle persone. Quindi questi eventi servono anche per far capire alle persone che non c'è nessuna differenza tra di noi, quindi siamo tutti uguali nelle nostre difficoltà e nelle nostre disabilità. Non solo associazioni di persone diversamente abili, ma associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni sportive, tutti insieme. Sì, come sempre le associazioni in festa sono nate proprio per fare rete con tutte le associazioni che operano nel territorio. Quest'anno in modo particolare abbiamo voluto la presenza di tutte le associazioni sportive che come vedete hanno risposto in pieno, infatti ci sono tutte le scuole calcio, la scuola di karate, la scuola di danze, insomma tutte le scuole che sono nel territorio. Non posso elencarle tutte perché sono tante. Io li ringrazio per il loro entusiasmo alla partecipazione. Possiamo dire che Favara è solidale? Ecco, dalla testimonianza del sindaco che ha parlato all'inizio dei giochi, devo dire che tutta la cittadinanza di Favara ormai conosce questi giochi e li aspetta. Non appena noi diciamo che iniziamo per organizzarci a questi giochi, tutti sono con noi che ci aiutano nell'organizzazione, nel poter portare a termine questo grande evento. Oggi non c'è nessuna barriera di nessun tipo, ci stiamo solo divertendo, come vedete siamo tutti bagnati, ma il divertimento in piazza è spettacolare, i grandi, piccoli, oggi Favara è così, bella, accogliente e divertente. Cosa vuol dire una festa per eliminare le barriere? Vuol dire proprio questo, oggi siamo tutti assieme, nessuno nota nessuna differenza, non c'è nessuna disabilità, siamo tutti alla barra e ci stiamo divertendo come comunità. Favara risponde alla grande. Certo, ogni volta che si fanno di queste iniziative la mia città, la nostra città risponde sempre alla grande. Oggi si vede da questa piazza, 3:30, un sole fortissimo, intanto la piazza era piena e ci stiamo divertendo tutti. Cosa vuol dire essere qui a Favara, essere madrina e partecipare a questa bellissima iniziativa? Per me è sempre un'emozione vestire questo ruolo, questi panni, è un immenso piacere essere invitata in questo meraviglioso posto. Si gioca, ci si diverte, ma soprattutto si sta insieme. È proprio questo lo scopo dei Giochi senza barriere. Lo scopo è proprio questo, non bisogna è solo per un giorno, ma bisogna ricordarsi tutti i giorni
di creare questi meravigliosi momenti di integrazione. È sempre una meraviglia, che dire, ci stiamo divertendo, grandi, piccini e di tutti i colori, gialli, verdi, blu, rossi, senza alcun pregiudizio, barriere abbattute, per noi sempre festa. I muri esistono solo per chi non ha il coraggio di superarli e noi oggi abbiamo dimostrato che di coraggio ne abbiamo da vendere, ci siamo e vogliamo vivere questa vita con il massimo impegno. E speriamo che su questa scia veramente Giochi Senza Barriere possa dare quell'input di una città libera, non soltanto dalle barriere fisiche ma soprattutto dalle barriere mentali. E ormai da 6 anni che organizziamo questa manifestazione proprio per lanciare questo messaggio, questo motivo, per incoraggiare le famiglie e i propri ragazzi diversamente abili ad uscire, a socializzare, ad integrarsi nel tessuto sociale della nostra città, ma soprattutto della vita. 22 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle. Nonostante le smentite sulla tragedia, ancora oggi si parla di complotti. E intanto il Corpo dei Vigili del Fuoco continua a pagare con la vita dei suoi uomini il lavoro svolto dentro e fuori le torri dopo l'attentato. Sono 43 infatti i pompieri morti nel frattempo, tutti affetti da malattie legate ai fumi tossici. Apertura giubilare dell'anno giubilare a Licata delle suore morinelliane. Presente il vescovo di Agrigento. Vediamo. Monsignor Damiano, è una grande giornata, si festeggiano i 100 anni di una congregazione che in un secolo ha lasciato il segno a Licata, in Sicilia e nel mondo intero. 1924 e 2024 ci proiettiamo appunto a questa memoria, 100 anni. 100 anni che muovono da un uomo, il canonico Morinello, Don Vincenzo, che ha una visione, non una visione mistica, ha una visione sul futuro, sull'azione, sull'agire. È un gruppo di donne che sono attratte da una scelta radicale per il Vangelo, mosse in qualche modo da quella frase finale che incontriamo nella parabola del buon samaritano: va e anche tu fa lo stesso. Ecco, da lì muove questa esperienza con uno sguardo attento ai poveri e ai bisognosi, il prendersi cura dell'altro. Dopo 100 anni questo prendersi cura dell'altro è estremamente attuale, anzi è in crisi il prendersi cura dell'altro, perché forse abbiamo una visione distorta dell'altro. L'altro è il nemico, l'altro è la persona da sfruttare, da abusare addirittura. E quindi questo giubileo, questi 100 anni di perseveranza, di fioritura anche all'estero, no? E quindi opera di Dio. Quando le cose fioriscono vuol dire che Dio ci mette lo zampino, ecco, diventa anche un valore profetico la cura dell'altro oggi. È un richiamo a guardare l'altro intanto come un altro me stesso e quindi prendersene cura. La nostra fede, la fede che nasce dal risorto, ci dice che siamo un corpo solo, e allora rispettare, prendersi cura dell'altro in fondo è anche prendersi cura di se stessi, se siamo un corpo solo. Questo oggi mi sembra che sia molto offuscato, che sia smarrito quasi. Allora questa memoria, questa festa, che è la festa della congregazione, ci mancherebbe altro, ma diventa segno profetico e motivo di riflessione importante. Eco Village Fest ad Agrigento. Vediamo di che si tratta.
Legambiente presenta questa iniziativa al Circolo dei Tennis Eco Village Fest. Raccontaci un po' la serata e le iniziative che proporrete e perché questa iniziativa, ovviamente. Allora, l'iniziativa, noi siamo stati invitati perché è un'iniziativa che diciamo, è stata organizzata da Mariterra e da Plastic Free, e loro appunto hanno l'onore di raccontare esattamente qual è il programma. Io posso dire che come diciamo, associazione invitata a partecipare, noi siamo molto contenti di fare rete con altre associazioni ambientaliste del territorio che si occupano egregiamente della difesa dell'ambiente, della sensibilizzazione, e quindi più siamo meglio stiamo. Quindi questo villaggio virtuale, che tanto virtuale non è, ma perché si sta costruendo attraverso questi gazebo e ognuno di noi mostra quelle attività che fa, per noi è una cosa che ci riempie d'orgoglio, di grande soddisfazione e di grande speranza per il futuro. Merifiore, anche tu qui? Sì, anche qui per una giornata bellissima all'insegna del riciclo, con questi meravigliosi bambini, perché si comincia fin da piccoli ad educare all'ecologia e soprattutto per lasciare un mondo migliore, visto che questi bambini dobbiamo restituire un mondo diverso da quello che stiamo vivendo noi, pieno di inquinamento. Parliamo di questa iniziativa che voi state organizzando, un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente da Plastic Free, insomma oggi qui tante associazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Allora, questo è il primo Eco Village Fest che si organizza, l'idea è partita dalle associazioni Plastic Free e Mariterra, ma abbiamo voluto coinvolgere tutte le associazioni che si occupano di ambiente nel territorio, quindi dal WWF, Legambiente, il FAI, e ce ne sono tante altre che parteciperanno con noi a questo evento. Speriamo che ce ne saranno altri. Ci saranno momenti di divertimento, c'è un laboratorio per bambini con oggetti riciclati ovviamente, momenti musicali, davvero una grande festa. Ed è un momento molto bello perché è anche un momento per sensibilizzare le persone a questo importante argomento. Ecco, parliamo di questa iniziativa che state facendo qui a Villa Seta. Allora, stiamo organizzando, grazie alla collaborazione collaborativa di Mariterra, questo evento che è un evento unico, è una festa, è un villaggio in cui festeggiamo e cerchiamo di sensibilizzare nello stesso tempo, che non è facile, quindi unire l'arte della musica, del riciclo, dei mercatini alla sensibilizzazione verso il nostro pianeta. Quindi festeggiamo non soltanto quello che abbiamo fatto, ma quello che dobbiamo andare a fare, perché è il momento di svegliarsi tutti, ambientalisti, istituzioni, privati, per cercare di salvare questo pianeta, perché fra 20 anni ci sarà il punto di non ritorno e la nostra società continua ancora a far finta di niente. È un evento bellissimo, ringrazio tutti, l'amministrazione che ci ha dato il patrocinio, tutte le associazioni che hanno accolto l'invito nostro e di Mariterra, a cui va appunto tutta la parte organizzativa insieme a noi di Plastic Free. Salve a tutti, sono Tony Rocchetta, da anni mi occupo appunto di uno studio della ricerca dei grandi siciliani. Anche l'alimentazione ha un ruolo molto importante nella tutela dell'ambiente, della sostenibilità, e da questa ricerca io ho riscoperto una varietà che si chiama la chiattolida e ho fatto una pasta secca, che è appunto una pasta che fa bene sia al nostro territorio perché non ha bisogno di chimica di sintesi, fa bene anche al nostro organismo. Quindi oggi l'alimentazione ha un ruolo molto importante nella sostenibilità e nella tutela del nostro pianeta. Terza edizione a Palma di Montecaro del Gattopardo d'Oro. Si è svolta sabato scorso la terza edizione del Gattopardo d'Oro, promosso dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Letizia Pace, con il patrocinio del comune di Palma Montechiaro, il sindaco Stefano Castellino e la direzione artistica di Nino Graziano Luca. L'evento ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico che ha assistito alla manifestazione che si è svolta presso la piazza del Monastero delle Benedettine ed è stato presentato da Adriana Pannitteri, giornalista di Rai 1, in tandem con Letizia Pace. Sul palco a ricevere la statuetta del Gattopardo d'Oro il premio Oscar Nicola Piovani, noto compositore della colonna sonora della Vita è bella di Benigni, ricevuto dalle mani del sindaco Stefano Castellino. A seguire altro premiato è stato il sovrintendente del Teatro Massimo di Catania Giovanni Cultrera. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha parlato del riconoscimento ricevuto dalle nostre città
Altro premio è andato alla nota attrice Deborah Caprioglio, che ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco della città di Santa Margherita del Belice, Francesco Valenti, città cara a Tommasi di Lampedusa, che è stato per lui fonte di ispirazione del romanzo del Gattopardo. Quindi il premio consegnato dall'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto è andato allo storico capostruttura della RAI Paolo De Andreis, che insieme alla giornalista Arianna Pannitteri, premiata dal rappresentante della prefettura, per aver ricordato la famosa Raffaella Carrà in occasione dei suoi 80 anni della sua nascita. Altro premiato è stato l'attore Giulio Scarpati, noto in particolare per aver interpretato il personaggio di Rosario Livatino ucciso dalla mafia. Ha consegnato il premio il presidente della fondazione Letizia Pace. La serata è stata caratterizzata dalle coreografie particolari che hanno visto richiamare le tematiche del famoso film del Gattopardo, con l'esecuzione di valzer, manzurche, controdanza, costumi di epoca, musiche celebri eseguite dall'orchestra ensemble del Bellini di Catania. Premio Gattopardo da Palma di Montechiaro, un momento per confermare questa città della cultura anche chiamando qua personaggi illustri, noti e famosi. Sì, siamo alla terza edizione del Gattopardo d'Oro e diciamo che questa edizione vuole coniugare la letteratura al cinema e alla storia, perché noi viviamo di questa luce riflessa dell'epopea gattopardiana e poi per ricordare che il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, la sua donna fugata altro non è che Palma di Montechiaro. E allora dobbiamo focalizzare questo discorso per fare Palma di Montechiaro un luogo del Gattopardo, perché è importante per il territorio, è importante per il nostro paese che il Gattopardo, ma non solo, perché abbiamo anche tante altre bellezze, sicuramente Palma è uno scrigno di tesori, di cose belle, però ecco, avere il discorso appunto che Giuseppe Tomasi abbia trovato proprio qui nel monastero del Santo Spirito l'impulso per finire il suo libro, perché dalla sua visita col barone Agnello avvenuta nel 1955 Giuseppe Tomasi volle proprio tornare a Palma per ritrovare lo slancio per riprendere il libro e finire il libro. Quindi quale meglio location di questa, quale migliore location di questa appunto del monastero delle Benedettine, di cui poi lui fa un'ampia descrizione, no, delle suore, del colletto con le pieghettate, insomma è tutto questo. Allora dobbiamo focalizzare, centralizzare questo discorso, perché dove parlare dei luoghi del Gattopardo significa parlare di donna fugata e quindi di Palma di Montechiaro. E stasera sono davvero molto felice perché abbiamo ospiti d'eccezione, ospiti eccezionali, il maestro Piovani, Giulio Scarpati, Deborah Caprioglio, il maestro Cultrera, la Pannitteri, il giornalista Paolo De Andreis, insomma veramente una serata ricca di contenuti, una serata che diciamo è anche la prima di una serie, perché noi saremo alla terza edizione, ma sicuramente ce ne sarà una quarta, una quinta e poi tante altre. Voglio ringraziare il sindaco Stefano Castellino perché mi appoggia in ogni mia iniziativa, il direttore artistico Nino Graziano, il mio CDA, tutti i dipendenti comunali che non le dico per organizzare questo evento quanti sacrifici, però ci siamo riusciti e siamo orgogliosi e entusiasti di questa serata, ma poi vabbè lo dovranno dire gli altri, io spero che sia un successo. Tanti altri programmi, tanta altra programmazione
formazione c'è nel corso dell'anno. Non solo questo, abbiamo anche la studiosa, saggista, la pedusista Maria Antonietta Ferrarolo, che ha scritto diversi libri, tra cui uno molto importante che è Il Gattopardo letto a mia figlia. E questo è importante perché significa avvicinare i giovani al Gattopardo, avvicinare i giovani alla letteratura, alla lettura, perché come sappiamo bene è la lettura che ci rende liberi, la lettura ci rende forti. E allora per le nuove generazioni questo, ecco, abituarli alla lettura, abituarli è un allenamento a leggerli, a farli leggere, per noi è molto importante. Quindi stasera la saggista Ferrarolo che è qui con noi, con lei faremo anche tanti altri progetti, progetti appunto sui luoghi del Gattopardo, progetti di lettura e tante altre cose ancora. Sindaco, Palma di Montechiaro si riconferma comunque all'altezza di grandi situazioni perché riesce a valorizzare il suo patrimonio culturale anche con questo evento che è veramente di portata nazionale. Siamo contenti e siamo orgogliosi. Ringrazio l'istituzione Tomasi guidata dalla Presidente dottoressa Pace che in questi anni ha portato avanti insieme a noi questo processo importante, perché Palma aveva quasi dimenticato quanto fosse bella. Palma aveva dimenticato che fosse la terra del Gattopardo, che fosse la donna fugata del romanzo, aveva dimenticato che questo monastero è il monastero dei biscotti alle mandorle, della Beata Corbera, così come la nostra Chiesa Madre. Abbiamo investito molto in tempo, in denaro, in risorse, in cuore e in passione, e oggi queste iniziative e questo premio ne è una grande rappresentanza, sono fondamentali per veicolare quell'immagine positiva della nostra città. Noi siamo orgogliosi di servire Palma di Montechiaro e l'istituzione Tomasi rappresenta un braccio veramente forte dal punto di vista culturale. Siamo orgogliosi di servirla e vogliamo far conoscere al mondo le nostre bellezze. La città del Gattopardo le tributa questa sera un premio alla carriera in una serata che coniuga la bellezza dell'arte tra letteratura, musica, cinema. Beh sì, sono molto contento, ovviamente sono felice di questo premio, un bellissimo riconoscimento, e questi luoghi del Gattopardo, anche perché il Gattopardo è un film che è rimasto nel cuore, nel senso che è un film bellissimo di un autore meraviglioso che ha tratteggiato la Sicilia in maniera eccezionale, e quindi queste letture anche del Gattopardo mi fa molto piacere farle, proprio in questo contesto che è proprio il contesto del Gattopardo. È una bella esperienza, a me la Sicilia piace molto, si sta bene, voi siciliani siete particolarmente generosi e carini nei confronti di tutti, per cui io quest'estate pure ho fatto un festival a Milazzo, però poi ho fatto le vacanze a Stromboli. Quindi la Sicilia mi piace molto e mi piacciono molto le granite, e grazie di questo premio. Grazie per avere così tratteggiato la nostra Sicilia in questo modo molto bello. Tra l'altro Palma di Montechiaro fa parte del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025, quindi credo che tutto quello che lei ha visto possa sostenere questa idea. Ma sono ovviamente legato particolarmente alla Sicilia, poi per il giudice ragazzino, quindi Agrigento, Canicattì, eccetera, tutto quello. Ho conosciuto i genitori di Rosario, insomma ho intessuto proprio un rapporto anche umano che si è sviluppato nel tempo, per cui quando parlano di Rosario mi giro come se fossi io, quindi già questo. E quindi per me queste zone, che sono zone bellissime, devono avere un riconoscimento importante, perché sono zone non solo meravigliose ma anche ricche di potenzialità che magari ancora non sono state scoperte. Si fa sempre un po' fatica, però la cosa importante è valorizzare sempre tutto quello che abbiamo, e qui ce n'è tanto da valorizzare, quindi in bocca al lupo ad Agrigento.
Palma di Montechiaro, città del Gattopardo, questa sera con questo premio vuole anche coniugare il cinema a un'idea comunque di carriera, le grandi carriere, abbiamo grandi uomini e grandi donne che hanno rappresentato un punto di riferimento importante, quindi come vive questo momento qui a Palma di Montechiaro, come trova questa città, ci dica un po' le sue impressioni. Intanto sono molto felice che grazie al mio lavoro riesco a conoscere dei posti straordinari come questo, di questa sera, Palma di Montechiaro, meraviglioso, sembra di essere in un film, il Gattopardo, ma non solo, e quindi diciamo che per me poi è un grande onore ricevere questo premio, contornata da artisti straordinari come il maestro Piovanni e come Giulio Scarpati, il mio collega, e quindi è una serata meravigliosa e devo dire che ancora una volta l'arte fa conoscere al mondo per posti meravigliosi come questo, e quindi questo è molto bello e sono sempre stata convinta che l'arte è il motore che muove tutto e anche la conoscenza di posti meravigliosi della nostra Italia. Sicuramente, tra l'altro, il cinema, questa forma di arte ha una capacità particolare di entrare nel territorio e di dialogare con il pubblico mandando fortissimi messaggi. Certamente il cinema e prima ancora del cinema la scrittura, perché poi non ci dimentichiamo che lo stesso film Il Gattopardo è tratto comunque da un grande romanzo e quindi prima la letteratura e poi la messa in scena attraverso il cinema o attraverso il teatro sono il completamento dell'arte che fa conoscere l'Italia nel mondo e in tutte le sue più belle sfaccettature e soprattutto la Sicilia. Direi che è una bellissima serata, una serata importante per ricordare intanto un romanzo importante che ha segnato la storia della letteratura italiana, è un film, il film di Luchino Visconti, stiamo parlando del Gattopardo. Questo premio si intitola proprio al Gattopardo d'Oro, i premiati sono eccellenti e quindi è una grande emozione essere qui. Ringrazio il direttore artistico Nino Graziano Luca che mi ha un po' ceduto lo scettro per problemi di salute. Grazie. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, a tra poco. Pagina sportiva, l'amara sconfitta dell'Acragas con il Licata. Bisogna accettare intanto le scuse del mister Coppa e riprendersi subito se si vuole continuare a sognare. Carmelo Lentini. Il Licata di Pippo Romano sbanca l'Ezzeneto a suon di reti e lancia un messaggio importante al campionato. La compagine giallo-blu ha sciorinato un calcio veloce e incisivo, riuscendo ad entrare facilmente nell'area biancazzurra, apparsa tra l'altro un po' svegliata nei momenti topici della gara. Una sconfitta all'esordio e per giunta dinanzi ai propri tifosi fa davvero male, ma occorre reagire presto, continuare a lavorare sodo e con grande attenzione. Ma riavvolgiamo il nastro sin dall'inizio. Al fischio abbastanza equilibrato questi primi minuti del primo tempo, la prima palla gol è proprio per l'Acragas, all'ottavo con un colpo di testa di Rechichi che sfiora l'incrocio dei pali dell'ex portiere Valenti. L'assist era stato di Jama su punizione. Al 13° arriva invece la doccia fredda. Veloce ripartenza di Minacori, il quale fionda al centro un assist per il funambolo Riccardo Rotulo che non lascia scampo al portiere sorrentino. Entusiasmo da parte di Catese che assapora il primo gol stagionale. La reazione in biancazzurra in due momenti insidia la porta ospite. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo un difensore di Catese al 18° respinge sulla linea. Poi al 22° una sventola su punizione del solito Jama, con effetto a giro, costringe il portiere Valenti ad una acrobatica deviazione. Purtroppo per l'Acragas non è giornata e al 24° subisce il raddoppio. Giannone dal vertice destro dell'area cragantina fa partire uno spiovente per la corrente Lanza, il quale insacca con grande cinismo di sinistro.
I padroni di casa cercano di riordinare le idee, reagiscono con San Severino che impegna Valenti in una non facile deviazione. Si va al riposo con il Licata in doppio vantaggio. Al ritorno in campo, la compagine dei Templi stringe i tempi per cercare di dimezzare lo svantaggio e ci tenta con le mura, con un tiro che termina alto sopra la traversa. Occasionissima per l'Acregas al 55esimo, cross di Jama per Rechichi, il cui tiro finale si trasforma in un pallonetto, ma l'attento Valenti devia in angolo. E nel momento migliore dei padroni di casa arriva il tris del Licata. Solita ripartenza veloce licatese, Minacori si incugna in aria, ma viene trattenuto frontalmente da Petrucci che lo stente. L'arbitro non ha dubbi ed indica senza esitazione il dischetto. Dagli 11 metri e praticamente con il 62esimo trasforma lo stesso Minacori. Timida è la reazione biancazzurra che con l'Iteri, imbeccato da Jama, indirizza il di testa verso la porta avversaria, ma termina fuori di poco. Ma è il Licata che si distende in avanti e trova il poker con Cappello, che mischia al 72esimo, calcia e trova l'angolo scoperto dell'incolpevole Sorrentino. Girandola di sostituzione per dare maggiore freschezza e dall'81esimo una forte punizione di Litteri viene respinta corta da Valenti. Interviene sulla ribattuta Marrale che segna a porta sguarnita. È il gol della bandiera. Al triplice finale c'è tanta amarezza tra i giocatori e di tantissimi spettatori sugli spalti. Purtroppo a punire l'Acregas sono stati proprio gli ex under biancazzurri di Lega Pro, vale a dire Rotulo, Cappello e Minacori. Una giornata storta, speriamo tutta da dimenticare, ma che rimarrà scritta negli annali del calcio nostrano. Intanto c'è una breve dichiarazione del questore di Agrigento, Emanuele Ricifari. È stata una bella giornata di sport, ha sottolineato, grazie ai dirigenti di Acregas Licata e grazie anche alla tifoseria agrigentina e agli stessi tifosi licatesi, fatta eccezione per 8 di loro. Grazie ai 2 sindaci che hanno con noi voluto dare questa bella dimostrazione di cultura sportiva. Ci sono i presupposti per una riflessione su un anno 2024 che prepari una provincia agrigentina, capitale di cultura, della promozione sportiva e di un calcio che torni a essere festa. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. In effetti è così, però io devo partire un po' da più lontano. Oggi sono estremamente contento per quello che abbiamo visto, perché finalmente siamo riusciti a far sì che le tifoserie di ambo le squadre fossero presenti a godersi una giornata di sano sport, e vorrei ringraziare le istituzioni di pubblica sicurezza e in particolar modo il signor questore di Agrigento che ha permesso tutto questo. Poi sostanzialmente devo chiedere scusa a tutta la tifoseria agrigentina. Io ho sempre detto che per fare grande una squadra ci sono bisogno delle componenti, la società, l'organico, la squadra e la tifoseria. Oggi è mancata la squadra perché erano presenti la società ed era presente un grande pubblico. E di questo oggi mi rammarico, perché è stata una sconfitta pesante, che però ce la siamo meritata tutta, perché Licata è stato per noi un osso duro. Però vorrei anche dire questo, cioè noi abbiamo una compagine di tutto il rispetto. Oggi abbiamo visto tutti che non sono stati all'altezza della situazione, però io la prenderei solamente come un breakout. La partita di oggi era la prima partita, disputavamo la prima di Serie D dopo tanti anni. Verso Valenti, forse una volta e poi un palo. Io posso... No, ci mancherebbe. Intanto voglio chiedere scusa a tutti i tifosi dell'Acregas perché abbiamo perso il derby all'esordio con Licata e so quanto pesa
per loro prima di tutto, e dopodiché anche per i ragazzi dentro lo spogliatoio e per me. E poi non ci potevamo aspettare di perdere con questo punteggio che secondo me è assolutamente falso, per cui se mi consenti invece voglio contraddirti, perché secondo me invece fino al loro 2-0 c'era una squadra soltanto in campo, c'era una squadra che giocava e l'altra che guardava giocare l'altra squadra. La verità è che abbiamo preso 2 ripartenze e noi probabilmente ci siamo fatti trovare impreparati in 2 situazioni. Quindi sul risultato credo che sia assolutamente fuori di dubbio che non sia un risultato assolutamente giusto rispetto a quello che si è visto. Cos'è che non ha funzionato secondo te? No, secondo me non ha funzionato semplicemente non aver fatto gol quando ancora la partita stava sullo 0-0, quando avevamo il dominio del campo, il dominio del gioco, e anche sull'1-0 abbiamo avuto l'opportunità di recuperare e riprendere la partita, non l'abbiamo fatto. Poi ovviamente sul 2-0 scendiamo negli spogliatoi a fine primo tempo sul 2-0, è un risultato che un po' ci ha tagliato un po' le gambe. Poi sappiamo il secondo tempo come è andato col rigore, netto o meno, ma quella è una situazione dove noi dobbiamo tentare di recuperare la partita e ci sbilanciamo un po', quindi siamo tanti sopra la linea della palla. Però questo non è assolutamente una scusante, non vuole essere una scusante, perché ho fatto la premessa chiedendo scuse ai tifosi dell'Agragas per questo risultato contro il Licata in particolar modo, special modo, però non sono d'accordo sulla prestazione. Fino al 2-0 non sono assolutamente d'accordo. Come si riparte? Bisogna ricominciare a lavorare per come abbiamo fatto fino ad oggi, perché ora se questa partita deve servire a buttare tutto quello che abbiamo fatto di buono fino ad oggi, credo che non sia una cosa non sia un ragionamento di persone intelligenti. Sicuramente non dobbiamo far finta di nulla e quindi dobbiamo andare a correggere tutto quello che non è andato. Dobbiamo recuperare anche sotto il profilo mentale, perché la batosta è stata importante, però buttare tutto quello che avevamo fatto di buono fino ad oggi non credo che sia neanche un atteggiamento da parte di tutti, in primis da parte mia nei riguardi ai ragazzi. Ora andarli a puntare il dito non credo che sia onesto concettualmente da parte mia. Partita perfetta del Licata, avete difeso benissimo, avete colpito nelle occasioni che siete riusciti a creare. Dov'è che inizia, diciamo, il merito del Licata e dove inizia il demerito dell'Agragas? Cos'è che secondo lei, cioè, è stata una partita troppo perfetta del Licata, oppure l'Agragas ha peccato magari di inesperienza o di qualcosa? No, a parte che non parlo dei demeriti degli avversari, ma parlo dei meriti dei miei ragazzi, che sono stati oggi encomiabili, perché dovevano fare la partita che hanno fatto, una partita anche a tratti di propositività, nel senso delle ripartenze. Ci siamo difesi abbastanza bene, abbiamo concesso poco, quantomeno forse l'angolo, su quell'angolo là poteva fare gol l'Agragas, però poi abbiamo rischiato veramente poco. Abbiamo sfruttato bene quelle che sono state le ripartenze, quello che avevo chiesto ai ragazzi, di farli tirare fuori e poi attaccargli gli spazi. E abbiamo interpretato bene la partita, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare tutto quello che c'era da sfruttare. Ed ora parliamo dei risultati di questa prima giornata del girone I di Serie D. Ci sono state 4 vittorie esterne, ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i risultati di questa giornata. Dunque all'Esseneto il Licata ha vinto 4-1. Il Città di Sant'Agata ha vinto 2-0 sul difficile campo del Castrovillari. Il Trapani ha superato il Ragusa con un risultato di 4-0. Il Locri ha vinto il derby con il San Luca per 1-0. Il San Cataldese ha perso in casa con la Lamezia Terme per 3-0. Una di queste reti della Lamezia Terme è stata segnata da Saraniti, Andrea Saraniti, che è stato un calciatore dell'Agragas. Vibonese e Gioiese, anche questo un derby calabro, se la giudica la Vibonese con il risultato di 2-0. Il Real Casalnuovo ha vinto con il Portici 3-1. Ricordiamo che il Portici sarà il prossimo avversario dell'Agragas. Canicattì e Siracusa
si spartiscono i punti, è finita 1-1, mentre la 9GA Virtus ha perso in casa il derby con la Cireale. Dunque Trapani, Licata, Lamezia Terme e il Reale Casalnuovo, insieme con il Città di Sant'Agata, la Vibonese, la Cireale e l'Ocre hanno 3 punti. 2 sono le squadre che hanno un punto, vuol dire le 2 squadre che hanno pareggiato, Canicattì e Siracusa. A 0 punti tutte le altre. Ed ora vediamo quale sarà il prossimo turno della Serie D Girone I. Il secondo turno vedrà il Città di Acireale giocare in casa con la San Cataldese, quindi si prospetta un altro derby siciliano. Come siciliano sarà Città Sant'Agata contro il Trapani, Lamezia Terme Locri, Gioiese e Castrovillari, Licata Vibonese, Portici Acragas, quindi prima trasferta in terra campana da parte dell'Acragas, e Ragusa 9GA Virtus, San Luca Canicattì e Siracusa Real Casalnuovo. E ancora Carmelo Lentini con gli altri risultati della Serie D e dei campionati minori. Questa domenica si è giocata anche la prima giornata di Eccellenza Girone A. Sabato si è giocata in anticipo l'Athletic Club Palermo con l'Aspra, ha vinto la prima per 2-0. Il Castellammare si aggiudica la gara sempre di sabato con il Mazzara con il risultato 2-1. Invece questa domenica Don Carlo Misilmeri ha superato il Casteldaccia per 3-1. Finisce 0-0 l'incontro tra Folgore e Accademia Trapani. Geraci Pro Favara ha vinto la squadra favarese per 3-0, il Mazzara si è imposto sull'Unitas Sciacca per 3-0, il super giovane Castelbuono è andato a vincere contro il Fulgatore 5-0, mentre la Nissa ha superato l'Oratorio San Giro e Giorgio per 1-0. E questi sono i risultati di questa giornata. Ma vediamo quale sarà il prossimo turno valevole per la seconda giornata. Il Favara incontrerà in casa il Mazzara 46, l'Accademia Trapani il Geraci, l'Aspra se la vedrà con il Castellammare, Casteldaccia e Nissa, poi Mazzara Fulgatore, Oratorio Marineo contro l'Athletic Club Palermo. Il super giovane Castelbuono torna in casa contro la Folgore, mentre l'Unitas Sciacca affronterà tra le mura amiche il Don Carlo Misilmeri. La classifica praticamente vede super giovane, Mazzara 46, Pro Favara, Don Carlo Misilmeri, Atletico Palermo, Castellammare e Nissa con 3 punti. Si spartiscono i punti l'Accademia Trapani e Folgore che rimangono con un punto ciascuno, mentre tutte le altre squadre sono a 0. Il girone A di promozione, brutta sconfitta interna dell'Empedoclina per 2-1 ad opera di un grintoso e ben messo Bagheria. Si è giocato una partita in anticipo del sabato, Parmo Valle batte Marsala 2-1, poi Cus Palermo e Gemini 1-1, San Vito Lo Capo batte Partinico Audace 4-1, come abbiamo detto poc'anzi, l'Empedoclina ha perso in casa con il Bagheria. Il Casciotermine invece ha vinto fuori casa sul campo della Giardillenese. Anche il San Giorgio Piana di Piana delle Battaglie ha vinto con il risultato ultratennistico di 7-0 sul campo della Icarense. Il Camarat ha vinto invece con l'Alba Alcamo per 1-0. Ma vediamo un po' il prossimo turno, che vedrà, lo vediamo subito, il Casteltermine giocare in casa con il Parmonval, l'Alba Alcamo con il Cus Palermo in casa, Bagheria in casa con il San Vito Lo Capo, Gemini ospiterà la Icarense, il Marsala ospiterà il Camarat, il Partinico Audace la Giardillenese, mentre l'Empedoclina sarà ospite del San Giorgio Piana degli Albanesi. E veniamo alla vittoria del Pro Favara in trasferta, Giuseppe Moscato.
partecipazione, condivisione, sinergia e soprattutto voglia di stare insieme, coinvolti in un'unica grande festa. È stato un successo Giochi senza barriere, la manifestazione dedicata a tutti i diversamente abili, all'insegna del divertimento e della solidarietà, promossa dalle associazioni in festa. Per tutto il pomeriggio di ieri in piazza Cavour a Favara c'è stato un tripudio di musica, giochi, colori che ha coinvolto tutta la città, con la partecipazione non solo delle associazioni che si occupano dei diversamente abili e delle loro famiglie, ma anche di associazioni, centri culturali e semplici cittadini che hanno sposato e condiviso le nobili finalità della manifestazione. Madrina di Giochi senza barriere Nadia Lauricella, la ragazza diversamente abile che porta avanti da anni le tematiche dell'inclusione e dell'abbattimento di tutte le barriere fisiche e soprattutto culturali. Giochi senza barriere nasce infatti dall'esigenza di dare voce alla sempre più crescente richiesta di socializzazione ed integrazione che proviene dalle persone con disabilità e non solo. L'obiettivo è quello di sconfiggere i pregiudizi e abbattere le barriere culturali, promuovendo un approccio empatico ed inclusivo verso il variegato e sorprendente mondo della disabilità. Quest'anno l'evento è dedicato al tema sport e disabilità, ma sentiamo i protagonisti. Sì, devo dire che le associazioni in festa che sono nate nel lontano 2015, questa è la 6ª edizione, con l'interruzione del Covid abbiamo ripreso con grande successo e la soddisfazione nostra è che il messaggio che stiamo mandando arriva diretto alle persone. Quindi questi eventi servono anche per far capire alle persone che non c'è nessuna differenza tra di noi, quindi siamo tutti uguali nelle nostre difficoltà e nelle nostre disabilità. Non solo associazioni di persone diversamente abili, ma associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni sportive, tutti insieme. Sì, come sempre le associazioni in festa sono nate proprio per fare rete con tutte le associazioni che operano nel territorio. Quest'anno in modo particolare abbiamo voluto la presenza di tutte le associazioni sportive che come vedete hanno risposto in pieno, infatti ci sono tutte le scuole calcio, la scuola di karate, la scuola di danze, insomma tutte le scuole che sono nel territorio. Non posso elencarle tutte perché sono tante. Io li ringrazio per il loro entusiasmo alla partecipazione. Possiamo dire che Favara è solidale? Ecco, dalla testimonianza del sindaco che è parlato all'inizio dei giochi, devo dire che tutta la cittadinanza di Favara ormai conosce questi giochi e li aspetta. Non appena noi diciamo che iniziamo per organizzarci a questi giochi, tutti sono con noi che ci aiutano nell'organizzazione, nel poter portare a termine questo grande evento. Oggi non c'è nessuna barriera di nessun tipo, ci stiamo solo divertendo, come vedete siamo tutti bagnati, ma il divertimento in piazza è spettacolare, tra i grandi e i piccoli. Oggi Favara è così, bella, accogliente e divertente. Cosa vuol dire una festa per eliminare le barriere? Vuol dire proprio questo, oggi siamo tutti assieme, nessuno nota nessuna differenza, non c'è nessuna disabilità, siamo tutti alla pari e ci stiamo divertendo come comunità. Favara risponde alla grande. Certo, ogni volta che si fanno di queste iniziative la mia città, la nostra città risponde sempre alla grande. Oggi si vede da questa piazza, 3:30, un sole fortissimo, aumentando la piazza era piena e ci stiamo divertendo tutti. Cosa vuol dire essere qui a Favara, essere madrina e partecipare a questa bellissima iniziativa? Per me è sempre un'emozione vestire questo ruolo, questi panni. È un immenso piacere essere invitata in questo meraviglioso posto. Si gioca, ci si diverte, ma soprattutto si sta insieme. È proprio questo lo scopo dei Giochi senza barriere. Lo scopo è proprio questo, non bisogna è solo per un giorno, ma bisogna ricordarsi tutti i giorni di creare questi meravigliosi momenti di integrazione. È sempre una meraviglia, che dire, ci stiamo divertendo, grandi, piccini e di tutti i colori, gialli, verdi, blu, rossi, senza alcun pregiudizio
barriere abbattute, per noi sempre festa. I muri esistono solo per chi non ha il coraggio di superarli e noi oggi abbiamo dimostrato che di coraggio ne abbiamo da vendere. Ci siamo e vogliamo vivere questa vita con il massimo impegno. E speriamo che su questa scia veramente Giochi Senza Barriere possa dare quell'input di una città libera, non soltanto dalle barriere fisiche ma soprattutto dalle barriere mentali. E ormai da 6 anni che organizziamo questa manifestazione proprio per lanciare questo messaggio, questo motivo, per incoraggiare le famiglie e i propri ragazzi diversamente abili ad uscire, a socializzare, ad integrarsi nel tessuto sociale della nostra città, ma soprattutto della vita. Con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per l'attenzione, arrivederci.